Grazie. Insomma, un altro passo avanti per questo ospedale, adesso arriva all'università. Ringrazio il Presidente Zaia perché si è speso insieme all'Università, che ringrazio ovviamente, e il Professor Pietro Nicolai, che è il direttore della scuola di Ottorino di Padova, i quali hanno interagito col Presidente e sono arrivati a questo bellissimo obiettivo, che l'ospedale Vittorio si merita tutto, in particolare l'ORL di Vittorio, che è un centro di riferimento, continuo a dirlo, oltre che regionale, già dato nel 2020, internazionale, perché qui vengono ad imparare Ottorino di tutto il mondo. Ma spieghiamoli cosa cambia. Cambia intanto che c'è questo rapporto con l'università, quindi vuol dire che gli specializzandi dell'Università di Padova verranno qui a imparare e a crescere professionalmente. Cambia perché, come dire, è un riconoscimento sostanziale di tutto il lavoro fatto dai tempi del professor Serafini, passando per il dottor Rizzotto e il dottor Bertolin, e per una grande equipe che credo sia tra le migliori d'Italia. Allora poi l'università qui si prende il reparto, se lo gestisce lei? No, il reparto viene gestito dal dottor Bertolin, ovviamente, Andy Bertolin con i suoi collaboratori, quindi non cambia niente, viene solo riconosciuto questo titolo che è fondamentale per capire quanto importante possa essere Vittorio Veneto. E c'è la prospettiva che in futuro questo programma si allarghi anche ad altre specializzazioni, quindi non solo all'Ottorino? Allora, diciamo che Vittorio Veneto ha delle altre eccellenze che vanno dalla chirurgia generale, poi c'è qui la chirurgia maxilofaciale con il dottor Rossi, la chirurgia generale con il dottor Agresta, e dopo naturalmente gli altri la pneumologia e l'oncologia, che sono due specialità riconosciute anche queste a livello nazionale, provano sia i dati Agenas. Quindi voglio dire, Vittorio Veneto ha delle peculiarità che sono importanti e che vanno assolutamente mantenute. Ecco, prossimi passi per questo ospedale? I prossimi passi per questo ospedale l'abbiamo già portato intanto sicuramente la semi-intensiva che arriverà, l'ampliamento, come d'accordo col sindaco, del pronto soccorso, col dottor Michelangelo Salemi, del pronto soccorso di Vittorio Veneto, che i lavori adesso partiranno, e dopo l'ospedale di comunità. Ma dopo, perché no, se riusciamo a trovare ortopedici, anche il ripristino dell'ortopedia, perché quello che vorremmo fare è continuare a fare anche interventi ortopedici qui, soprattutto protesi, qui a Vittorio Veneto, che anche è un centro d'eccellenza, è sempre stato un centro d'eccellenza. Ma e l'intensiva piena? L'intensiva piena partiranno i lavori e poi va bene, e poi saranno ovviamente terminati, chiaramente dopo. Chi le terminerà? Non lo so, sicuramente chi verrà dopo di me.